se riuscissero a stringersi. Nel paese tedesco la Spagna sta chiedendo che venga estradato in Spagna per essere processato per aver compiuto un atto politico che loro vogliono far passare come un atto di sedizione e di secessione, per poterlo poi condannare per colpo di Stato ad una pena che può arrivare anche a 30 anni. Da una magistratura, la magistratura spagnola, che non è una magistratura indipendente, ma si muove secondo gli ordini politici dello Stato spagnolo e del governo attuale. Noi siamo qui per dire che la Catalogna ha messo sul tavolo dell'Europa un problema che deve essere risolto, è un problema politico e si aspettano i catalani e anche noi sardi una soluzione politica alla questione politica della Catalogna e di tutte le nazioni senza Stato. Puigdemont sta pagando di prima persona la sfida che ha fatto in nome del proprio popolo, la sfida che ha fatto agli stati finti democratici, si sono ammantati sempre di democrazia e hanno parlato di terzo mondo per i paesi che loro non ritenevano democratici, ma poi messi alla prova loro si sono dimostrati meno democratici anche di quei paesi che avevano chiamato del terzo mondo e non democratici, perché elargire democrazia finché si tratta di parlare d'altro è molto facile, ma la democrazia bisogna praticarla anche nel proprio territorio, all'interno delle proprie competenze. Questa è la sfida che sta mettendo oggi la Catalogna sul tavolo dell'Europa. Esiste o no una democrazia all'interno dell'Europa? Oppure questa democrazia è una democrazia limitata, domesticata alle esigenze dei cosiddetti stati-nazione, degli stati componenti che comprimono al loro interno in modo antidemocratico altri popoli, altre nazioni, perché questo sta succedendo in Catalogna, dove un popolo legittimamente, mediante referendum, si è pronunciato per decidere, per autodeterminarsi, per avere il diritto di decidere del proprio destino, sulle proprie risorse, sul proprio popolo, sulla propria cultura. E invece questo sembra che non sia possibile. Stranamente non era possibile per esempio in Inghilterra, dove si è avuto lo stesso referendum, che è stato perso dagli scozzesi. Gli scozzesi avranno diritto di rifarlo, ma lì c'è stata comunque una forma democratica, è stato permesso che il referendum venisse fatto. Invece in Catalogna, un altro Stato appartenente appunto all'Europa, questo non è più possibile, sembra che non sia possibile. Io sono Colomina io sono catalana di Girona, molte grazie per le vostre parole e noi siamo contenti di vedere italiani, sardi con la nostra lotta. Grazie molto. Prima di tutto voglio ringraziare a tutti i sardi, a tutti gli italiani, tutta la gente che ci sta aiutando, perché è una situazione molto disperata. Voi sapete che la Catalogna è stata spogliata del suo statuto d'autonomia. Qua è stato il primo colpo di Stato che abbiamo ricevuto dal governo di Madrid. Dopo questo noi avevamo diritto a decidere sull'autodeterminazione, perciò abbiamo organizzato un referendum in Catalogna, un referendum che loro hanno bloccato a colpi e dopo hanno fatto un altro colpo di Stato togliendo il nostro Parlamento di Catalogna che era stato votato per il popolo.
e hanno fatto fare delle elezioni, fare un referendum per avere un nuovo Parlamento. Hanno vinto gli indipendentisti, però il governo di Madrid, non contento, non ha rispettato la scelta del popolo e non stanno facendo un dialogo. La Catalogna sta chiedendo un dialogo, invece loro l'unico modo che risolvono le cose è a volte, con la violenza, capito? Non c'è una separazione tra il potere giudiziale e il potere politico, capito? Stiamo chiedendo l'aiuto dell'Europa per avere l'autodeterminazione, perché la lotta che sta facendo la Catalogna non è per la Catalogna, è per tutti i popoli del mondo, è per la democrazia, perché si stanno aprendo delle porte perché si faccia una società più solidale, perché questo deve essere per il popolo, ossia che i politici si abbassino gli stipendi, che ci sia una politica sociale, che ci sia partecipazione del popolo in tutte le cose. Grazie. Siamo qui riuniti, come ha detto Bustiano, per testimoniare la nostra solidarietà, ma non solo solidarietà. Qui le cose si stanno mettendo male, perché se veramente ci sarà l'estradizione vuol dire minimo 30 anni di galera, e quelli la galera la fanno fare ed è una galera molto pesante. Io ricordo, lei è segretario generale dell'AB, che è il sindacato dei baschi, accusato di essere fiancheggiatore dell'ETA, è stato sbattuto in galera per 6 anni ed è dimostrato che lui non solo non era fiancheggiatore, ma era colui che ha proposto per ben 3 volte che ci fosse, diciamo, la pacificazione, e quindi che l'ETA, come ha fatto, depositasse le armi. Ma gli spagnoli non vogliono assolutamente intraprendere questa strada. Loro sono perché ci sia sempre fra la gente, fra il popolo, un'occasione per poter arrestare, per poter mandare in galera le persone. Quindi stiamo attenti. Questo tipo di repressione, tra l'altro, serve anche a noi sardi per capire che in Europa non c'è assolutamente apertura per le nazioni senza Stato. Io faccio parte dei sindacati delle nazioni senza Stato e quando ci riuniamo facciamo questa riflessione. In Europa non esiste nessuna apertura e non si vuole capire che l'Europa prima di tutto è un'Europa dei popoli. I popoli esistono sul serio, le nazioni esistono sul serio e prima o poi questa Europa imploderà, perché un'Europa fatta solo di stati, che si poggia solo su quello che è una piattaforma economica e non politica, non potrà resistere, e quindi noi dobbiamo stare attenti e seguire l'evoluzione dei nostri fratelli catalani, perché quella sarà anche la chiave di lettura per quanto riguarda tutti i popoli delle nazioni senza stati e quindi anche dei sardi. Grazie. Stavamo dicendo che la Catalogna pone un grosso problema all'Europa e ai cosiddetti stati-nazione democratici, come intendono e si vantano loro di essere. Perché un referendum promosso dal Parlamento catalano, votato regolarmente, noi lo possiamo dire perché abbiamo fatto gli osservatori internazionali, dopo sono state indette anche elezioni da parte del governo spagnolo, cercando di intimidire i catalani, ma i catalani sono andati lo stesso a votare e hanno confermato ancora una volta la fiducia agli indipendentisti. Hanno confermato la fiducia a quelli che adesso vengono dichiarati criminali dal governo spagnolo.
qui c'è un problema di democrazia ed è chiaro che siamo chiamati tutti a difendere la democrazia. Non possiamo far finta di non sapere, tutti sappiamo quello che sta succedendo in Catalogna, sappiamo che ci sono dei detenuti politici arrestati per fatti politici, non possono essere accusati di altri atti e quindi inseriti nel codice penale. No, sono reati politici e bisogna riconoscere, la loro detenzione è politica, non bisogna nascondere e noi non dobbiamo permettere che questo avvenga, che si nasconda la realtà, perché adesso ci troviamo un Parlamento eletto che non si può riunire perché parte dei parlamentari eletti sono detenuti o costretti all'esilio. Perché non ci possiamo permettere uno Stato dove i poliziotti, i poliziotti catalani, dei Mossos catalani vengono arrestati perché si sono permessi di scordare il presidente Puigdemont, il presidente legittimo, vengono arrestati appena rientrati in Catalogna. Non è possibile che succeda una cosa del genere. Ma non solo, hanno arrestato anche l'altro candidato presidente, Trull. È stato arrestato anche lui, che poteva essere un presidente di passaggio, poteva essere, per risolvere il problema del commissariamento, perché adesso la Catalogna è commissariata, cioè praticamente c'è una specie di prefetto che comanda sulla Catalogna, come se la Catalogna non fosse in grado di avere un proprio governo pur avendo eletto un legittimo Parlamento. Questa è la situazione. Con questa situazione ci dobbiamo confrontare. E noi siamo qui perché riteniamo che la partita che si gioca in Catalogna sia la nostra partita. Quella che si gioca in Catalogna è la partita di tutti gli stati-nazione, di tutti i popoli che non sono nelle condizioni, perché in sudditanza non sono nelle condizioni di decidere del loro futuro. Noi quella partita la dobbiamo vincere, dico noi, non i catalani, perché li stiamo giocando tutti. Se vince la Catalogna vinciamo tutti, altrimenti significa che vince la non democrazia, che vince la repressione, che vince la finta democrazia, che si è democratici finché si tratta del Tibet, della Palestina, si è democratici con l'Afghanistan, eccetera eccetera, ma quando poi si tratta di praticare la democrazia in casa non si è più democratici. Questa è la situazione, questa è l'ipocrisia dalla quale noi dobbiamo costringere gli Stati-nazione ad uscire, a mostrare la loro vera faccia.